Tutti, buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corsi di giovedì 23 dicembre e prima corsa che ha visto il ritiro pochi istanti prima della partenza del numero 5 Anastasia Tava. Restano quindi in 5 in corsa, 1 Abysswise AS, 2 Attenti al Lupo, 3 Zephyrus GM, 4 Zoello, 6 Alissa Trio. E Attenti al Lupo il più giocato, Abysswise AS l'alternativa principale. Vediamo la partenza con l'errore di Zephyrus GM, si lancia in avanti in poche battute Zoello che va a condurre su Attenti al Lupo. Numero 3 Zephyrus Dietro GM c'è Abysswise, squalificato. mentre Zoello in testa fa probabilmente intendere a Attenti al Lupo che vuole correre al comando, intende correre al comando Vincenzo Piscolio dell'Annunziata, quindi Zoello in vantaggio, Attenti al Lupo che rimane in seconda posizione, più indietro Abysswise che cerca di riavvicinarsi e precede Alissa Trio, mentre Zephyrus è fuori corsa. Completamento dei primi 400 metri in 29,8, intanto cavalli al passaggio davanti alle tribune con la mossa di Abysswise che avanza su Zoello, arriva al sediolo del leader, Attenti al Lupo a contatto, poi anche Alissa Trio che si riavvicina, ma intanto il ritmo è abbastanza sostenuto, 1 minuto per i primi 800 metri di gara, tutto sommato per la categoria anche abbastanza tranquilli. Il chilometro intanto viene completato nell'ordine dell'1:15 scarso e siamo sulla retta delle scuderie, 500 alla conclusione con Zoello che si mantiene in vantaggio. Ora Abysswise cerca di riportarsi sotto, a contatto Attenti al Lupo che attenderà l'open stretch, mentre anche Alissa Trio spostato a largo in scia a Abysswise AS. Siamo a 300 dalla conclusione con Zoello che controlla, in seconda posizione Attenti al Lupo, chiuso per il momento in attesa di open stretch, poi Alissa Trio che segue Abysswise, retta d'arrivo, Zoello si presenta al comando, Zoello in testa, una lunghezza e mezza di margine sui rivali, Zoello che si mantiene in testa e sul traguardo emerge nettamente su Alissa Trio che è la più pimpante a centropista e raccoglie la seconda moneta, 29,1 e 31 a chiudere, quindi 59 appena abbondante per gli ultimi 800 metri. La vittoria per Zoello, Vincenzo Piscolio dell'Annunziata, 23,56 al totalizzatore, era comunque il penultimo cavallo del campo. Zoello che in percorso di testa vince davvero molto autorevolmente, secondo posto per Alissa Trio e al terzo finisce Abysswise AS. Il successo quindi per l'allieva di Ettore Vairani, Vincenzo Piscolio dell'Annunziata, i colori di Roberto Stancari.